E concludiamo il ricco palinsesto di trasmissione di oggi in diretta dalla pista di pattinaggio. Come vedete, anche se c'è qualche fiocco di neve che sta cadendo, comunque i ragazzi stanno comunque pattinando, così c'è ancora più l'effetto da montagna, nonostante siamo a livello del mare, quindi ancora molto più bello, molto più romantico il tutto. Siamo con il super capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, il tristinissimo Stefano Patuanelli. Ciao Stefano, e complimenti per gli occhiali soprattutto. Intanto grazie Luca, buon pomeriggio a tutti e ancora buone feste, buon anno a te, a Trieste Caffè e a tutti i triestini che ci stanno seguendo a casa, sperando che sia un anno migliore di quello che abbiamo chiuso, anche se le premesse sul piano internazionale non sono delle migliori, viste le grandi tensioni che ci sono, però tutti ci auguriamo, diciamo, in un anno migliore di quello appena trascorso. Quindi a questo punto, rispetto a quello che dicevi, partiamo subito con la questione ovviamente Venezuela. Diciamo che ciò che è accaduto in Venezuela è un segnale, io credo, molto preoccupante del modo con cui il Presidente degli Stati Uniti sta conducendo la sua politica internazionale. Lo fa legittimamente in alcuni aspetti per gli interessi del suo paese, tutelando gli interessi degli americani. Certamente il distruggere il diritto internazionale per gli interessi propri è probabilmente qualcosa di pericoloso, anche per le ricadute poi che questo tipo di atteggiamento possono avere sugli altri scenari internazionali. Se si legittima il non rispetto del diritto internazionale andando a catturare il presidente di un altro Stato, chiaramente si può legittimare anche Xi Jinping il giorno in cui vorrà prendersi Taiwan, si legittima l'invasione di Putin in Ucraina e si legittima ciò che Netanyahu ha fatto a Gaza. Quindi credo che da questo punto di vista almeno il mondo occidentale avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso e mi sarebbe piaciuto che anche il governo italiano in questa fase fosse un po' più critico verso quello che ha fatto il Presidente degli Stati Uniti, pur io ritenendo personalmente Maduro un dittatore che certamente non tutelava gli interessi dei venezuelani, ma il pensare di l'uomo non ha ancora capito che esportare democrazia è impossibile, non si esporta la democrazia con le azioni militari, ma lo si fa con la diplomazia. Stefano, c'è il rischio di una terza guerra mondiale? Il rischio che si trovi un folle che magari oggi ha la disponibilità della bomba atomica e prima o poi la usi, se non c'è la forza della diplomazia, è sempre più forte. Le disponibilità di armi di distruzione ci sono e i matti in giro per il mondo anche, e quindi chi ha grandi responsabilità, guardate, onestamente mi sembra di poter dire che l'unico leader politico internazionale che ha dimostrato la testa sulle spalle in questi anni è stato Xi Jinping, che è probabilmente la più grande potenza, rappresenta la più grande potenza economica e probabilmente anche quella militare del mondo, che ha avuto mire espansionistiche economiche che la Cina non ha mai avuto storicamente, ma che con Xi Jinping invece ha avuto, ma in questa fase è stato sufficientemente lucido dal non palesare il suo peso e la sua forza. Sarebbe bene che anche i leader occidentali capissero che in certi momenti, più che guardare i propri interessi, bisogna guardare al sistema pianeta in modo un po' più ampio, capire che certe azioni rischiano davvero di creare delle escalation che poi sono molto difficili da limitare e da controllare. Stefano, a livello nazionale si parla molto spesso di crisi della politica e di sfiducia verso le istituzioni. Dal tuo punto di vista, qual è oggi il problema principale della democrazia italiana? Certamente io non vedo un problema della democrazia, nel senso che questo è un paese che è fortemente democratico, che ha dei presidi di democrazia che esistono e che ci sono. Non mi iscrivo diciamo a quei politici, a quella corrente politica, soprattutto del centro-sinistra, che vede nel governo Meloni un pericolo per la democrazia. Io credo che ci siano degli anticorpi forti e non vedo un regime in atto.
Il tema vero è la partecipazione alla vita democratica e probabilmente da questo punto di vista un'autocritica anche la mia forza politica deve farla, perché siamo stati probabilmente una speranza per il Paese, no? Non molti anni fa abbiamo raccolto molti consensi e probabilmente non siamo stati in grado di trasformare il nostro peso politico in un'azione concreta negli interessi dei cittadini. Qualche volta ci siamo riusciti, altre volte meno. Certo, oggi il tema del far partecipare di più le persone ai percorsi decisionali esiste e lo vediamo con la scarsissima affluenza al voto in ogni tornata elettorale. Al di là delle elezioni politiche che comunque mostrano un calo di partecipazione, quando si vota a livello regionale ormai molto meno del 50% di persone, di elettori vanno al voto, probabilmente perché hanno perso ulteriormente fiducia nella classe politica e dirigente, e quindi è chiaramente la nostra categoria che deve fare una riflessione e un'autocritica, perché evidentemente stiamo sbagliando qualcosa. Poi non è facile invertire questa rotta, non è facile portare le persone al voto, però certamente non possiamo far finta che tutto vada bene. Il tema del lavoro resta centrale, Stefano, soprattutto per giovani famiglie. Cosa non ha funzionato finora nelle politiche economiche? Cosa il Movimento 5 Stelle rivendica come risultato concreto? Beh, parto da cosa non ha funzionato. Secondo me si è persa l'occasione, in una fase in cui avevamo anche grandi risorse economiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di mettere in campo azioni legate alla crescita economica del Paese. Noi oggi vediamo un Paese che sembra stabile dal punto di vista economico, dove il rapporto deficit-PIL torna sotto il 3%, usciamo dalla procedura di infrazione, siamo tornati in avanzo primario, ma questo non è legato alla crescita, è legato a tagli e a maggiori entrate. La legge di bilancio che abbiamo appena approvato, prima al Senato e poi in seconda lettura alla Camera, è una legge di bilancio che è fondata su un taglio orizzontale delle spese di più di 8 miliardi in 3 anni ed è fondata su nuove imposizioni fiscali e maggiori tasse per i cittadini. Non c'è nulla che riguardi la crescita e soltanto la crescita rende veramente sostenibile il debito e soltanto la crescita porta alla creazione di lavoro. Sono mancate tutte le politiche di sostegno agli investimenti degli imprenditori. Io nel mio piccolo, quando ho avuto la possibilità di essere pro tempore ministro per lo sviluppo economico, abbiamo messo in campo il piano Transizione 4.0, che sono stati 27 miliardi di aiuto concreto alle imprese per gli investimenti, che ha portato a crescita, che ha portato a stabilità, che ha portato a innovazione e a digitalizzazione delle imprese. Quel piano è stato completamente abbandonato da questo governo, quindi serve agire sulla crescita, perché questo rende più facile l'investimento da parte dell'imprenditore, e quando c'è un imprenditore che investe c'è sempre un'azienda che cresce e un lavoratore che ha maggiori tutele, maggiori garanzie e un reddito più stabile. Quindi il primo elemento è questo. Il secondo elemento è certamente il tema della dignità del lavoro, e quindi il garantire un salario minimo orario che sia al di sopra della soglia di povertà, garantire posti di lavoro stabili a tempo indeterminato, e su questo il Movimento 5 Stelle oggettivamente aveva fatto tanto. Il decreto dignità, che aveva limitato fortemente il lavoro a tempo determinato, aveva avuto un effetto. Oggi si parla tanto di crescita dell'occupazione. Ricordo però che l'unica fascia di occupati che cresce è la fascia dai 54 a oltre i 65 anni, che tutte le altre fasce d'età si hanno meno lavoratori. E questo perché? Perché si sono aperte maggiormente le finestre pensionistiche, quindi si lavora sempre di più nella parte alta delle fasce di età, e quindi i posti di lavoro crescono, ma soltanto perché invece di abolire la Fornero l'hanno peggiorata, e questo ha portato a un maggior numero di occupati. Ma non è un lavoro non cresce il numero dei lavoratori che percepiscono un reddito dignitoso, che hanno una stabilità di lavoro, e questo perché mancano le politiche di crescita economica del Paese. L'inflazione e il costo della vita pesano sempre di più. Secondo te lo Stato sta davvero proteggendo i cittadini più fragili o sta inseguendo le emergenze? No, sta inseguendo le emergenze, tanto che il potere d'acquisto dal 2021 al 2025 si è avuto un crollo del 9,1% del potere d'acquisto reale delle famiglie. L'inflazione è un grande peso, il fiscal drag, cioè il drenaggio fiscale,
frutto della scarsa crescita degli stipendi reali e dell'alta inflazione erode il potere d'acquisto delle famiglie, non ci sono state politiche di sostegno sull'inflazione e quindi è chiaro che il governo insegue in modo supino quello che succede a livello internazionale. Il tema dell'inflazione non è legato alle politiche del governo italiano, è legato alle tensioni internazionali che hanno fatto crescere enormemente il costo dell'energia e ogni bene prodotto ha una parte di costo di produzione legato al costo dell'energia e quindi è evidente che ogni bene poi cresce nel suo prezzo finale sul consumatore. Però il governo non ha fatto nulla per tutelare i consumatori rispetto agli aumenti dei costi. Ambiente, transizione ecologica e sviluppo industriale spesso vengono messi in contrapposizione. È davvero inevitabile scegliere tra lavoro e sostenibilità? No, non è inevitabile, però serve coraggio, serve investire risorse e serve avere un'idea chiara di ciò che serve. Io faccio un esempio, no? Ormai 4 anni fa l'impianto produttivo più inquinante di questa città, cioè la Ferriera di Servola, è stato chiuso. Però è stato fatto un percorso di riconversione industriale che ha comunque prodotto nuovi posti di lavoro, un investimento da parte dello Stato di oltre 100 milioni di euro su quel sito, un aumento della capacità del retroporto nella zona di Servola, la possibilità, e speriamo che ciò accada, di realizzazione della stazione di Servola per il trasporto ferroviario. E quindi si è da un lato intervenuti per limitare l'inquinamento, dall'altro però si è data una prospettiva di crescita occupazionale e produttiva ad un sito che era fortemente inquinato. Quello che mi preoccupa un po' è l'atteggiamento di una parte della politica italiana, temo non solo italiana, che sul presupposto del dire sì, certo il cambiamento climatico c'è, l'inquinamento c'è, l'ambiente va tutelato, ma non si può cambiare modello produttivo, in realtà semplicemente non vuole cambiare modello produttivo, forse perché non crede che ci sia un problema invece di inquinamento ambientale e quindi vuole continuare, come si dice, con il business as usual, cioè niente deve cambiare, ma se non cambia niente non cambia neanche l'impatto che l'uomo ha sull'ambiente e mi sembra abbastanza evidente che siamo di fronte a un punto di non ritorno che invece va interrotto. Dalla tutela dell'ambiente e dal cambio di paradigma produttivo possono nascere nuove opportunità per le imprese e per gli imprenditori, quindi bisogna invece avere la capacità di capire in che direzione andare e investire e aiutare gli imprenditori che vogliono investire in innovazione, in riduzione delle emissioni, perché la possibilità c'è e da questo può nascere un nuovo business senza quindi intaccare il mondo del lavoro. Parlavi di porto, no? Poco fa, venendo quindi a Trieste, quindi torniamo in città. Il tema del porto è strategico non solo per la città ma per l'intero paese. Qual è la tua visione sul futuro del porto e sul suo ruolo nazionale? Visto che adesso si parla anche di questione, no? di porti, di centralizzazione o comunque di coordinamento. Ma il fatto che ci sia un'idea di avere un coordinamento centrale dei porti italiani non è sbagliata. Non mi sembra che la strada che sta percorrendo però il governo sia quella giusta, perché temo sia prodromica alla privatizzazione dei porti, cioè creare delle SPA, quindi delle società per azioni, inizialmente a capitale pubblico, ma poi aperte anche agli investimenti dei privati, ci porterà probabilmente nella stessa condizione per i servizi delle ex municipalizzate, no? Siamo passati dai servizi gestiti direttamente dai comuni alle grandi società private, da ERA, 2A, CEA, eccetera, che probabilmente hanno allontato dai territori la gestione dei servizi e non hanno sicuramente né migliorato i servizi né ridotto i costi. Quindi non vorrei che sui porti andassimo in quella direzione. Il coordinamento invece è una cosa giusta. Io credo che
il nostro sistema paese e Trieste in particolare abbia perso un'occasione anche qui soltanto per un'ideologia politica, perché credo che invece la via della seta aveva tanto senso e certamente l'ex presidente D'Agostino aveva colto le occasioni di sviluppo dei rapporti di mercato con la Cina, e quella era una possibilità concreta e molto meno concreta la via del cotone, e la vedo totalmente fuori da ogni logica commerciale, però certamente Trieste ha una condizione al contorno estremamente favorevole per il suo porto, perché ha una infrastruttura ferroviaria che nessun altro porto italiano ha, perché ha fondali naturali che nessun altro porto italiano ha, perché ha una posizione fisica al centro dell'Europa che la rende molto attrattiva per i traffici che riguardano tutta la parte diciamo mitteleuropea e quindi dell'est Europa, e probabilmente in prospettiva anche per i traffici più lontani da noi. Quindi il ruolo di Trieste non può che essere questo. E mi auguro, e sono certo perché conosco il nuovo presidente, è una persona, un manager accorto che conosce bene il settore della logistica e dei trasporti, saprà trovare i nuovi equilibri per far crescere nuovamente i traffici su Trieste. Stefano, il prossimo anno si votano le elezioni amministrative, è possibile pensare a una Trieste senza Roberto Di Piazza? Come posso dire, è possibile nella misura in cui non è possibile pensarla ancora con Roberto Di Piazza, perché Roberto Di Piazza non può candidarsi e quindi ci sarà un nuovo sindaco per questa città. Io credo che ci siano le condizioni perché sia un sindaco del campo progressista di centrosinistra. Lavoreremo in questa direzione. Trieste ha avuto per 20 anni, negli ultimi 25 sostanzialmente, Roberto Di Piazza, che è innegabile che ha avuto un ruolo fondamentale per questa città, nel bene e nel male, per certe cose nel bene, per altre secondo me nel male. Io ho un ottimo rapporto con Roberto, lo giudico una persona che ha dato tanto per questa città oggettivamente, poi ha fatto degli errori come penso che sia naturale dire, però lui non ci sarà più e quindi bisognerà trovare un'alternativa, e io credo che il centro-sinistra sia in grado di costruire un'alternativa non tanto sia sul progetto, ma troveremo anche la persona giusta per interpretare un progetto, per capire le reali esigenze di questa città. In vista appunto delle elezioni comunali, quali dovrebbero essere secondo te il profilo di una proposta credibile per Trieste? Che ruolo può giocare il Movimento 5 Stelle? Intanto il Movimento 5 Stelle apporterà un ruolo di costruzione del progetto. È chiaro che la nostra cifra elettorale non è una cifra, come posso dire, è inutile far finta di essere al 30%. Sappiamo benissimo che il nostro peso elettorale non è altissimo, però abbiamo anche ormai un'esperienza. Io metterò a disposizione la mia idea di città sia nel movimento che in altre forze politiche. Probabilmente penso di aver fatto alcune cose per questa città, la parte di PNRR legata agli investimenti sul porto sono stati proposti da me in Consiglio dei Ministri, e il tema della ferriera, al di là della chiusura in sé, su cui hanno giocato tante componenti. Io penso in primis i cittadini, però i 100 milioni di investimento li ho messi quando ero ministro, e quindi l'investimento fatto da una nota società del settore delle tecnologie alternative al tabacco, diciamo così, senza citare il nome della società. Beh, lo citano tutti, puoi citarlo anche tu, Sì, diciamo che BAT ha deciso di investire a Trieste anche per gli incontri che facemmo al Ministero a settembre del 2019 assieme anche a Zeno D'Agostino, e quindi abbiamo costruito quell'investimento insieme. Io penso che alcune cose, anche magari forse non le ho, posso dire, non me le sono attribuite troppo, perché non mi piace mai dire ho fatto questo, ho fatto... Mi permetto una battuta, però troppe persone forse si sono presi i meriti che non hanno, allora? Guarda, io mi accontento di svegliarmi la mattina e devo dire che ho avuto 2 esperienze ministeriali importanti, ho fatto per tanto tempo il capogruppo, insomma ho fatto tante cose, ma la cosa di cui sono più fiero è veramente come è stata gestita la partita della Ferriera di Servola, e
la cosa che mi piace ricordarmi la mattina quando mi guardo allo specchio, dico io certe cose per la mia città le ho fatte, poi che vengano riconosciute, che si prendano i meriti gli altri non mi interessa, però sono state fatte, ci sono investimenti concreti, reali, e questo mi basta, onestamente mi basta. Poi ognuno però si può dire che se non ci fosse stato Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, la Farina sarebbe ancora lì? Allora, non so se sarebbe ancora aperta, questo non credo, perché la città era evidente che non la voleva più e non la volevano anche altre componenti politiche, dal sindaco di piazza all'assessore Scocimarro, perché è inutile negare che c'era una convergenza politica sulla chiusura. Certamente però per chiudere era un aspetto, riconvertire era un altro. Se non ci fossi stato io al Ministero dello Sviluppo Economico, probabilmente quelle risorse necessarie per la riconversione produttiva di quel sito non ci sarebbero state. Per concludere, Stefano, se dovessi rivolgere un messaggio diretto ai cittadini di Trieste che seguono questa diretta, quale impegno concreto senti di poter prendere per il futuro della città? Ma proprio per le cose che ho detto, quello di continuare, anche se non con una presenza fisica costante, perché io ho scelto dall'inizio di stare a Roma dalla domenica pomeriggio al venerdì sera, come dicevamo prima di cominciare questa trasmissione, perché credo di essere pagato per stare a Roma, a lavorare da parlamentare. Sono il parlamentare più presente del Friuli Venezia Giulia in Parlamento, ma è giusto che sia così, è assolutamente sacrosanto, ma l'impegno che posso prendermi è di continuare a seguire i bisogni di questa città, anche se da Roma, perché l'ho fatto in questi anni negli incarichi che ho avuto, e continuerò a farlo dove ci sarà bisogno di intervenire per garantire sviluppo, per garantire gli investimenti a Trieste. Io, se potrò fare qualcosa, lo farò sempre. Andate bene le vacanze? Ti sei riposato un po'? Anche se avete il bilancio? Sì, un pochino sì, diciamo abbiamo finito il 27, io domani riparto per Roma, e quindi qualche giorno però di pausa c'è stata, anche se è chiaro che va seguito costantemente l'attualità e quindi non si stacca mai del tutto. È un lavoro che è bellissimo, è privilegiato, è molto ben pagato, perché è inutile dire che insomma siamo dei privilegiati, però ecco, durante le vacanze non è che si riesce a staccare mai del tutto. E ti ringraziamo anche per le vacanze, sei venuto da noi in diretta, quindi ti ringraziamo doppio. È una delle parti migliori della vacanza, stare qui con te. Prossima volta patiniamo. Grazie Stefano Patuanelli, capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle. Arrivederci a tutti.